La politica, con il referendum del 12 e 13 giugno ancora al centro del dibattito. Il governo attende il responso della Corte Costituzionale su uno dei quesiti. L'opposizione invece è mobilitata con l'obiettivo di raggiungere il quorum. Mentre si attende la decisione della Consulta che martedì accoglierà o meno il ricorso del governo contro il quesito sul nucleare, nel frattempo il PD si è costituito dinanzi alla Corte contro questo ricorso. Si intensifica il dibattito sul referendum all'interno degli stessi schieramenti, dove si registrano posizioni diverse. Saranno i cittadini a decidere, ribadisce la maggioranza, ma per Quagliariello PDL restano perplessità sui quesiti, in particolare quello sul nucleare. Al di là dei due referendum sull'acqua, gli altri due, più che a norme precise da abrogare, si riferiscono a veri e propri processi alle intenzioni. Il leghista Zaia invece conferma che voterà contro il nucleare e per l'acqua pubblica. Bisogna andare a votare, ma informandosi bene. Il consiglio del leader Udici Casini, che come indicazione dà no ai due referendum sull'acqua, libertà di scelta sul nucleare, sì per il legittimo impedimento. Voterà no ad uno dei due quesiti sull'acqua il sindaco di Firenze Renzi, perché dice altrimenti si bloccherebbero gli investimenti necessari. Di Pietro IDV ribadisce l'importanza di non politicizzare la consultazione, mentre Donaghi commenta così il ricorso del governo alla consulta. È uno strano comportamento da parte di chi dichiara di lasciare libertà di voto ai cittadini. Il referendum sarà un plebiscito, assicura Vendola. Noemi Giunta per il GR2. La visita del Papa in Croazia